Situazione stazionaria, nessun nuovo caso a Porto Empedocle. I tamponi finora effettuati ai familiari dei ragazzi tornati da Malta sono tutti negativi. I giovani con il Covid stanno bene. Questo è quanto dichiarato dal sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, sull'emergenza Covid-19. Nel frattempo è stata effettuata la disinfestazione dei condomini interessati, in cui si sono registrati casi di coronavirus. In ogni caso si richiede la massima prudenza perché in Italia si assiste a una continua crescita dei casi, continua il primo cittadino Carmina. Nell'ultimo bollettino sull'epidemia da Covid-19 in Italia la curva epidemica continua a salire. 845 nuovi casi positivi, altri 6 decessi, aumentano anche le terapie intensive, più 2, e i ricoveri, più 17. Nel mirino i rientri dalle vacanze. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un ulteriore appello ai giovani di proteggere i vostri nonni e i vostri genitori. Stamattina, continua il sindaco Ida Carmina, mi ha chiamato una mamma dei ragazzi, piangeva dalla gioia e dal sollievo, sono negativa. Io e il mio bambino, ripeteva, ci sono passata, so cosa si provi, lottiamo insieme per la nostra serenità e quella delle nostre famiglie. Dipende tutto dal senso di responsabilità di ciascuno di noi. Basta indossare la mascherina e attenersi alle regole e andrà tutto bene. Coraggio, Porto Empedocle, per il sindaco Carmina. Intanto l'ultimo dato fornito dalla regione dà 37 nuovi casi di positivi al coronavirus in Sicilia, come riportato anche dal bollettino del Ministero della Salute. Tra loro non c'è alcun migrante. Nell'isola i contagiati sono per ora 790, 41 ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva, dato stabile rispetto all'ultimo fornito, 741 persone in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza i casi effettuati sono 3.875, 2.799 i guariti, 7 in più rispetto a ieri. Resta stabile invece il numero delle vittime, 286. Questa è la distribuzione su base provinciale, 10 a Palermo, 9 a Ragusa, 7 ciascuno a Catania e Messina, 4 a Siracusa.